Com'è nata la tua passione per la musica siciliana, quella popolare? Quando ero bambina, questo dialetto, il dialetto siciliano, è il primo suono che ho sentito a casa mia, perché sono la nipote degli immigranti e i miei parlavano sempre in dialetto per codificare le conversazioni, così noi bambini non sapevamo niente. Ero sempre curiosa e la curiosità che sempre mi ha spinta avanti per studiare queste cose, per informarmi, e anche perché a casa c'erano sempre un po' di musica e capivo che questa non era la musica che era nella casa di tutti gli altri, no? Di tutti gli altri ragazzi che conoscevo. E con l'età avevo sempre, non so, sempre predilezione, si può dire? Si può dire. Mi piace questa musica, e sempre ero attratta a questa musica. È una cosa che è sviluppata naturalmente, non è che un giorno ho deciso di seguire questa strada. Ecco, tu vivi in America, a New York. Questa musica mi ha presa. Ecco, e la cosa è proprio strana perché o vivi e lavori a New York o in America in generale. Come loro vivono il contatto con questa musica che proviene proprio dal profondo della tradizione siciliana? Sì, perché queste canzoni hanno tante emozioni, no? Mostrano tante emozioni e sono emozioni che tutto il mondo può capire. Tutti noi condividiamo queste emozioni forti e quando canto è facile mostrare queste emozioni, e prima di cantare una canzone anche spiego un po' la storia, perché ogni canzone ha una storia, o se è la storia della zona o la storia della canzone o la storia della gente che ha cantato questa canzone, ma con questa storia posso tirare avanti queste emozioni dal pubblico e condividiamo questi sentimenti e perciò c'è questo interesse in questa musica, perché sono emozioni che tutti possono capire. Senti, in un certo senso un altro degli aspetti importanti è che attraverso la musica trasmettiamo ciò che è la Sicilia. Tu di fatto ti avevo chiamato una volta ambasciatrice della Sicilia. Ecco, com'è questa storia? La Sicilia come la vedono gli americani? Loro apprezzano molto la Sicilia, ci sono tanti americani, anche se loro non hanno radici nella Sicilia, loro adorano la Sicilia. Io cerco di fare la mia parte, le poche cose che posso fare, perché per me la Sicilia mi ha dato tutto. No, mi ha dato tutto. Beh, diciamo che sei originaria siciliana. Sì, e perché ogni cosa che sento nella mia vita, ogni emozione, ogni idea che ho, capisco che ha le origini nei tempi antichi, nei miei parenti che hanno vissuto prima di me. Sono la forza di loro che mi spinge avanti, no? E cerco di aiutare la Sicilia in ogni modo che posso.